Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Renitunes. Benvenuti, benvenuti a tutti. Sono le ore 12:03 di questo 18 marzo 2026. 2026. Siamo arrivati anche alla seconda metà di questo mese di marzo, terzo mese dell'anno 2026. Allora, cosa dobbiamo fare oggi? Oggi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme, quindi riprendiamo questo format che avevo un po' abbandonato, diciamo, e adesso lo riprendiamo e abbiamo da sfogliare insieme diverse riviste, alcune spre, alcune no, quindi diciamo di diversi distributori ed editori. Allora, oggi faremo lo sfogliamo insieme, ovviamente di Renitunes, quindi di qualcosa che riguarda i manga, gli anime o come li chiamavamo noi negli anni 80, i cartoni animati e i fumetti, ovvero la rivista Anime Cult, arrivata al suo numero 31 di marzo 2026. Ce l'ho di qua, eccola qui, come vedete accanto c'è la copertina, l'ho messa fissa accanto a questo televisore Sony che ricorda tantissimo un televisore che io regalai ai miei genitori con il mio primo stipendio quando venni, diciamo, iniziai a lavorare dopo l'anno di servizio militare. Con il primo stipendio regalai ai miei genitori, a mia mamma e a mio papà per il salone un televisore molto molto simile a questo. Era un Trinitron, un Sony Triniton a tubo catodico, ok? Era la seconda metà degli anni 90. Noi mi sembra che in salone avevamo ancora il Telefunken che ebbe un buon successo, però purtroppo aveva tanti anni e il tubo catodico era già stato rigenerato sia vabbè, da me insieme a colui che io ho menzionato più volte che mi ha insegnato il lavoro di riparazione di videoregistratori sterei e televisori. Il tubo catodico poteva essere rigenerato diciamo un paio di volte, poi si era diciamo troppo scurito, si vedeva solo in condizione proprio di quasi assenza di luce, quindi quasi al buio, e quindi io decisi con il mio primo stipendio di regalare ai miei genitori un televisore molto molto simile a quello che vedete qui, Sony Triniton, ok, a tubo catodico. Detto questo, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di Anime Cult, dedicato soprattutto cioè, insomma, contiene un lunghissimo speciale dedicato agli shoujo, anime shoujo, ok? E infatti qui c'è scritto Shoujo Revolution, ok? Allora, quindi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di questa rivista. Vi faccio come sempre vedere, perché come vi ho sempre detto, per me è molto importante la quarta di copertina che diciamo dà un'idea di quelli che sono i contenuti di questo numero della rivista, e quindi qui c'è appunto come eravamo, eroi d'acciaio, i doppiatori, quindi qui si parla della Pacotto e le sue maghette, musica e sigle, ricordando Paolo Tovaglia, io lo sto vedendo, manga carioca, vabbè, poi ovviamente c'è lo Shoujo Revolution dedicato agli anime shoujo, ok? Poi vedremo quali anime, quali cartoni animati sono stati trattati in questo numero 31 di Anime Cult. Allora andiamo ad aprire la rivista e già partiamo con un bel editoriale e poi da quest'altra parte la pubblicità ad una rivista che è Retro Gamer, questa volta dedicata al personaggio di Mario, Super Mario Bros. Ok? Che tra l'altro abbiamo anche, la vedete qui, eccola qui la rivista, ok? E qui c'è sempre Alessandro Agnoli che firma l'editoriale di Anime Cult. Il prossimo numero, come precisa qui, sarà in edicola il 15 maggio, ok? Quindi il 15 maggio ci sarà Anime Cult 32. Ovviamente qui nell'editoriale parla e viene intitolato proprio Non solo rosa,
ovviamente parlerà e intenderà parlare appunto degli shoujo. Ok, si va avanti e nella seconda pagina, oltre vabbè, ad una pagina intera dedicata alle altre produzioni di Sprea Comics e Sprea Editori, di qui c'è il sommario, vedete? Questo è il sommario di questo numero, ok? Perdo un po' di tempo perché questo è importante, perché vi dà un'idea, se volete acquistare la rivista, di quello che contiene, ok? Potete fare anche un fermo immagine e andarvi a leggere. Qui si parla appunto di come eravamo, i doppiatori, spaghetti manga che non manca mai come rubrica, anime dimenticati, Global Manga, eroi d'acciaio, bambini per sempre, passione figurine, made in Japan, cartoni e carrassi in tv, musica e sigle, recensioni fuori tempo massimo e poi tutto lo speciale shoujo. Si comincia a parlare ovviamente degli anni 90, piccoli problemi di cuore, il primo, diciamo iconico anime, Rossana, i cortili del cuore, temi d'amore, e tanti altri stavo vedendo, Miracle Girls, per citarne alcuni, Utena, Wedding Peach, un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare, le situazioni di lui e lei, e insomma, bello, bello pieno anche questo speciale degli Shoujo Revolution. Andiamo, chi li ha visti? Anime dispersi. Guardate, questo ricorda molto Prendi il mondo e vai. Allora, progetti sfumati, titoli proposti, lavori cominciati, opere opzionate ma poi svanite nel nulla. E vabbè, e quindi qua c'è tutto un articolo dedicato a questi anime, a questi progetti, a questi diciamo cartoni animati che sono stati sì iniziati, ma che poi o non hanno visto proprio la luce, oppure sono stati trasmessi in pochi o pochissimi episodi. Ok? Ragazzini misteriosi, vedete, questa è l'altra pagina, se no mi scordo poi di farvelo vedere. Che sfogliamo insieme, se lo sfoglio da solo, insieme, sfogliamo insieme Anime Cult numero 31. Allora, e qui ci sono pure sotto i cyborg, 9 super magnifici, ok, dalla Cina senza furore proprio per parafrasare Dalla Cina con furore, gioie e glorie. Poi ovviamente avrò modo di leggermelo. Oh, vedi qui c'è sta Cutiani. Guardate che bello questo numero di Anime Cult. Ok. Yacht. Non solo Mediaset, ovviamente, non solo Mediaset, non è la Rai ma nemmeno Mediaset. Sailor Moon. C'è tanto materiale che questo pare che non abbia mai visto, diciamo, la luce, tanti progetti, quindi che non siano mai stati poi distribuiti, questi sono tanti progetti. Qua si parla appunto misteri, scherzi e leggende urbane. Ah, qui c'è pure un trafiletto di un giornale d'epoca pubblicato in bianco e nero, accanto a Goku Dragon Ball sulla sua nuvoletta magica, ok,
e andiamo avanti. 1998, questo era Guide TV. Su Italia 1 debutta Dragon Ball Z. La speranza non muore mai. I Simpson. C'è un altro trafiletto lì, un'altra tabella con delle trasmissioni tipiche degli anni 90, seconda metà degli anni 90. Vedete? Camera Caffè, i Simpson. E vabbè. La speranza. Gli esuli di Bim Bum Manga. E andiamo avanti, andiamo avanti. Emanuela Pagotto, la voce della magia, poliedrica, versatile, vulcanica, in un viaggio esplosivo tra i ricordi. La Pagotto ci svela i segreti delle sue eroine, principesse capricciose, fanciulle perennemente affamate, idol da concerto. Eccoci qua con Emanuela Pagotto. È una bellissima intervista. Vedete? Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Lisa e Seiya. Mamma mia, quanti personaggi, eh? Qui continua l'intervista alla Pagotto, eh? Via via, andiamo avanti, andiamo avanti. E si continua, incredibili i personaggi che ha doppiato, eh? Ecco qui che continua l'intervista. Oh, Matsumoto Made in Italy, TV Junior e il Capitan Harlock della Eri Junior. Capitan Harlock, Capitan Harlock. E vai. Anni 70 anche Capitan Harlock, ritrasmesso poi anche negli anni 80. Fammi provare, capitano, un'avventura dove io sono l'eroe che combatte accanto a te. Capitan Harlock. Indimenticabile le avventure spaziali di Capitan Harlock. Ecco l'Arcadia. Potevano non mettere almeno un'immagine dell'Arcadia. Ha farfallato un attimo il video, strano. Eccoci qua, andiamo avanti. Oh, qua continua proprio questo speciale dedicato a Capitan Harlock. Un lungo speciale di tante pagine dedicato al pirata tutto nero. Oh, e qui si parla di Pat, la ragazza del baseball. Ora c'è, ora non più. Tra i tanti anime sportivi, Pat, la ragazza del baseball, è forse il più bizzarro, se non altro perché la sua protagonista, la bella Pat, dall'episodio 11 su 25 sparisce nel nulla. Pat, ragazza del baseball. Ma c'è l'ostacolo di quel regolamento che non ammette donne in squadra per giocare. È già l'ostacolo di quel regolamento.
eccoci qua, Pat, la ragazza del baseball. Oh, e qua c'è una pubblicità che vi permette di abbonarvi ad Anime Cult, un anno di Anime Cult a soli 39,90 €, sconto del 16% anziché 47,40, ovviamente in omaggio la borsa Anime Cult e Japan Magazine. Japan Magazine non esce più, almeno io non l'ho più trovato, quindi Japan Magazine ha fatto pochissimi numeri, però c'è sempre questa borsa che secondo me nella Sprea ne hanno fatte stampare talmente tante e non sanno più che farci queste borse, e quindi le danno con l'abbonamento. Tra l'altro diminuisce sempre di più lo sconto. Io mi ricordo che siamo partiti, mi pare, anche dal 34% di sconto, adesso stiamo al 16%, ma anche perché ne escono molti meno numeri. Ok, e di qua c'è diciamo la prima pagina dello speciale dedicato agli shoujo anim. Ok, quindi 39,90 € se vi abbonate ad Anime Cult per riceverlo direttamente a casa. Io preferisco comprarlo a prezzo pieno dal mio edicolante di fiducia. Ok, quindi speciale Shoujo Revolution, quindi shoujo anni 90, piccoli problemi di cuore, Rossana, e poi andiamo avanti curiosando nei cortili del cuore. Vabbè, allora, qui shoujo anni 90, una nuova età dell'oro per le storie da ragazze. Ok, oh, questa è Benvenuta Gigi, vedete? E quindi c'è, si inizia la grande negli anni 90, diciamo negli anni 80 ce n'erano anche di ragazzine protagoniste, non possiamo non parlare di Yu Morisawa, L'incantevole Crimi, o Mei di Magica Magica Emi, diciamo ce ne sono state parecchie pure di maghette negli anni 80, però poi nacque questo filone di shoujo che vedeva appunto le ragazze come protagoniste e soprattutto l'argomento dei, diciamo, problemi di cuore, se così vogliamo definirli. Musica e moda, nuove tematiche, shoujo in Italy, e quindi poi qui, come vedete, è pieno di idol, quelle che poi vennero definite le idol, cioè giovani ragazze che raggiunsero il grande pubblico. Ok, quindi le idol che si trovavano sul palco anche giovanissime con tantissimi fan. Ok, quindi, e qui si comincia a parlare di piccoli problemi di cuore. Alla fine l'amore vince sempre. Sono piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Un'altra protagonista. Eh, Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, continua Rossana. Di questi anime ricordiamo benissimo anche le sigle cantate dalla regina Cristina D'Avena. Sul mio canale poi trovate, diciamo, ho già pubblicato tutti i Fivelandia e presto ripubblicherò, anzi pubblicherò per la prima volta Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, tutta la serie, tutta la collana di compilation, sempre di Cristina D'Avena. Ok? Curiosando nei cortili del cuore, questo era, diciamo, un anime che ha stravolto un po' lo stile di disegno a cui eravamo abituati, perché già dagli anni 80 agli anni 90 lo stile di disegno ovviamente è cambiato, e poi addirittura c'è chi ha osato con uno stile di disegno completamente diverso, come vedete, da quello a cui eravamo abituati noi degli anni 80, che venivamo dagli anni 80, e quindi questo è uno stile completamente nuovo, ma anche la regia di questo anime completamente nuovo, completamente diversa anche da per esempio Piccoli problemi di cuore, completamente diversi disegni, anche la regia,
tutto quanto è diciamo, un anime un po' diverso. Ecco, temi d'amore, adolescenza, dolce burrasca. E di qua Ana Ioridango, che non me lo ricordo Ana Ioridango, quando l'erbaccia sfida i fiori. Ana Ioridango, se ne parlava pure a Expo Cartoon di Ana Ioridango, o anche presso i negozi di fumetti dell'epoca, che alcuni di questi negozi che avrebbero dovuto vendere solo fumetti poi vendevano pure videocassette VHS o AV, serie TV e chi più ne ha più ne metta, quindi oltre ovviamente a tutte le statuine, le action figure, quelle che adesso si chiamano le action figure, e Ana Ioridango se ne parlava parecchio. Poi siamo arrivati a Nana, passione e tormento senza fine. Nana. E qui siamo proprio in pieni anni 90, Nana. Andiamo avanti, ovviamente c'è anche il fumetto, mi sembra che io ce l'ho, tutto il fumetto di Nana, mi ricordo quelle copertine e diciamo soprattutto il logo, poi dovremmo vedere, devo tirare giù un po' tutti quei fumetti dalle librerie, così li vediamo insieme, se no che ce l'ho a fare? Magari vediamo solo le copertine perché poi sono tanti tanti numeri, quindi vediamo un po' di copertine dei fumetti, ok? Le situazioni di lui e lei, innamoramenti, sorrisi e segreti. Questo pure, diciamo, fu un manga, un fumetto che ebbe un discreto successo, oltre all'anime. Ok? Le situazioni di lui e lei. Un altro shoujo e ci avviciniamo poi piano piano agli anni 2000, piano piano. Oh, Terry e Maggie, amore, avventura e teletrasporto. È un po' magia per Terry e Maggie. Un po' magia per Terry e Maggie, Maggie. Vedete? Un articolo dedicato a questo anime e manga, ovviamente, sia il fumetto che il cartone animato. Un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare. L'ultima magia del quotidiano, tratto dal manga Hime-chan no Ribbon di Megumi Mitsusawa, pubblicato dal 1990 in poi. L'anime debutta sulle televisioni giapponesi nel 92 in 61 episodi che sembrano segnare il passaggio tra gli anni 80 e i 90. Infatti questo diciamo ricorda come disegni, come tratto, come character design molto un anni 80 modernizzato negli anni 90, guardate. Un fiocco per cambiare, un fiocco per sognare. Vedete? Oh, Wedding Peach, pure questo ebbe un sacco. Eppure Lisa e Seiya, un solo cuore per un dolce segreto, dolce e tenera ladra. Seiya e Lisa, la leggenda dell'angelo dell'amore Wedding Peach. Wedding Peach fu anche un fumetto, un manga molto 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 famoso e poi hanno fatto ovviamente gli anime sia di Lisa e Seiya che di Wedding Peach. Ok? Ma forse Lisa è Seiya. Finiva così il brano di Cristina D'Avena. Fancy Lala, pure questo ce lo ricordiamo tantissimo, anche se diciamo se ne parlava parecchio alle fiere
e come ho già detto anche nei negozi di fumetti. Fancy Lala, bellissima la sigla, sì. Fancy Lala. La maglietta dimenticata. Dopo lo scarso successo di Sandy dai mille colori, lo studio Perrault volta pagina con una magiocco da cancellare da cancelleria. Fashion Lala, una maglietta pensata per un merchandising che durasse nel tempo. Fancy Lala. Mi piace tantissimo questo disegno, ve lo voglio mettere un po' a tutto schermo. Guardate che bello. Fancy Lala, molto molto bello. Allora, caro fratello, un altro, questo pure fu un manga lunghissimo, molto bello. Biro, Biro il mio cane, la mia cagnolina, Biro come la penna Biro, il nome l'ha scelto mia figlia, eh. Quindi, caro fratello, mi chiamo Nanako, non sono una bambola. Caro fratello è molto 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 bello questo soprattutto come manga secondo me, più che come anime. Ho apprezzato soprattutto il fumetto, il manga. Utena alla rivoluzione in pantaloncini. Il destino di Utena Tenjo ehm, è segnato dal giorno in cui da bambina incontrò un principe e se ne innamorò. Da quel momento diventa una ragazza di nobili principi e che con un forte senso della giustizia. Utena. E qui siamo già negli anni 2000, diciamo fine anni 90, primi anni 2000, dai, diciamo così, dai, via. Utena. Legami speciali da Sailor Moon a Sakura, mille forme d'amore. Sailor Moon, tante tante stagioni e anche pesca la tua carta Sakura. Sakura, la partita non è finita, anche Sakura ha tanti tanti episodi. Quindi da Sailor Moon a Sakura. Ok? Qui continua e vediamo qui ovviamente c'è la protagonista Sakura con la sua migliore amica. Pesca un'altra carta Sakura. Allora, e qua ci sono due pagine dedicate a tutti gli arretrati di Anime Cult e delle altre pubblicazioni di Sprea Editori. Io penso, anzi sono quasi sicuro che loro hanno diciamo, tutte queste riviste disponibili per chi le vuole acquistare ora a distanza anche di qualche anno o di qualche mese. Basta fare la richiesta al servizio arretrati e loro senz'altro ve le fanno avere. Queste sono tutte le riviste che sono uscite su distribuzione Sprea, quindi Sprea Comics, Sprea Editori, ok? Ci sono anche gli speciali, ci sono gli speciali dedicati a Bim Bum Bam, ma una marea di robe, Cavalieri dello Zodiaco. Vedete, ci sono stati lo speciale di Kenny Guerriero, di Capitan Harlock, di Candy Candy. Mamma mia, sono usciti tanti tanti speciali. C'è stato un momento in cui usciva veramente troppo materiale e non ci si faceva poi a stargli dietro. Alla conquista del mondo, Omanga Carioca. Eccoci qua. Andiamo avanti, andiamo avanti. Minami Keizi. Vabbè, queste sono altre pagine che poi leggerò con calma. Altri articoli
Ovviamente è finito quello dedicato agli shoujo anime. Vi faccio vedere queste pagine che poi le devo ancora leggere, quindi tra l'altro questa l'ho presa mi pare domenica scorsa. Dal taglio al trionfo, dal taglio al trionfo. No, Biro, no. Ok, dal taglio al trionfo. Queste. Giriamo. Heisenberg. Biro, Biro, buona, buona Biro, dai. Heisenberg, cartapesta e arti marziali. Praticamente questo, diciamo, questo anime narra di due, chiamiamoli cyborg come vogliamo dire, che si univano e davano la forma poi a questa astronave. Vedete? Zen, contatto! Heisenberg! E univano, diciamo, le braccia e quindi si univano le due metà di lui, metà di lei, che erano, come vedete, delle macchine e diventavano un tutt'uno, creando poi ovviamente anche questa astronave. Viviamo nel mondo di Heisenberg, polsi incrociati si vincerà. Le so tutte ste sigle. E questo era Heisenberg, diciamo l'unione di Ai e Zen. Ai, Zen, contatto! Heisenberg! Polsi incrociati si vincerà. Oh, e adesso i robot diventano diecast. Guardate, questo Gig Robot ce l'ho anche io, l'altro resto no. Solo il Gig Robot ispirato ai micronauti, diciamo che invece sono i micronauti che sono ispirati a Gig Robot, però va bene lo stesso. Insomma, è magnetico, è magnetico. Questo io ce l'ho uguale, imballato, ce l'ho sia trasparente e sia così, con i colori originali dell'anime, del cartone animato. Quindi, perché ne uscirono due versioni, una trasparente ed una così. Takara questa veniva definita, sì. Gigrobot Takara. E poi c'è quella trasparente. Guardate, qua c'è pure il Gaiking. Mamma mia. Jaking e Gaiking. Jaking, magnetico robot Jaking. Questi sono tutti giocattoli con cui noi giocavamo, non erano da collezione. Noi con questi ci giocavamo. Eccoli, eccoli, Astro Robot. Eccoli, Astro Robot, Robot. Gotham è il più grande Gotham con i 5 eroi. E qua c'è pure UFO da Iapolon. Trangu, Legga, Edda. E qui invece ritorniamo su Dragon Ball. Vedete Goku da bambino. Siamo quasi alla fine di questo sfogliamo insieme. Lorenzo, Young Reporter. Viaggiando in Giappone, il ponte del cielo. E questo, fotografie dai viaggi in Giappone. SOS si vincerà. E questi sono reportage dai viaggi in Giappone, consigli per chi va in Giappone su posti da visitare, pubblicità a iUnior TV, Super Six, iUnior con la I.
in alto c'è sempre Enrico Empolimari, in basso c'è Conan, in basso Chiasciani, in alto Bemmi il mostro umano, Inuyasha e Daitan 3, quindi www.supersix.tv. Andiamo avanti. Wedding Peach, arriva il doppiaggio tra Misteri e Chaos. Ok, andiamo avanti. SOS, la terra chiama. Oh, Comeback Angels. E siamo alla fine della rivista, le ultime pagine. Ricordando Paola Tovaglia, innamorata della musica e dei suoi piccoli fan, con For, l'altro protagonista di Ciao Ciao. Ciao Ciao andava in onda su Rete 4, nato da un'idea come quella di Bim Bum Bam di fare da contenitore a una serie di cartoni animati, come contenitore di quei cartoni animati che venivano spostati da Italia 1 a Rete 4, e quindi mentre su Italia 1 c'era One, il pupazzo rosa che affiancava i conducenti, in questo caso avevamo For, il cagnolino marrone, ricordando Paola Tovaglia. Ed ecco, magica, magica Amy, Ilari, Ilari, proverai, danzerai, se vorrai e viva, diverrai una campionessa, Ilari, armoniosa, Ilari. Andiamo avanti, guardate che bell'articolo che le hanno dedicato. Bello, bello, bello. Andiamo avanti. E qui siamo alla fine. Alla fine di questo numero di Anime Cult, numero 31, marzo 2026, e ancora esce in edicola questa rivista distribuita da Sprea Editori, Sprea Comics. Io ve lo ridico, io non sono in contatto per niente con Sprea. Vedete, qui c'è la pubblicità di Arcade Classici. Arcade Classici, queste sono le ultime due pagine interne della rivista. Arcade Classici, che ce l'ho qua. Lì dietro c'è Zappa ancora imballato, ma questo è Arcade Classici, che poi lo dovremo ancora sfogliare insieme. Devo stare attento a non rovinarle perché ci tengo poi a queste riviste. E questa è l'ultima pagina, la quarta di copertina. Ok? Quindi stavo dicendo, io con Sprea Editori non ho niente a che fare, con Sprea Editori. Io faccio questi sfogliami insieme perché sono cose che mi interessano, mi piace fare lo sfogliamo insieme, visto che queste riviste trattano argomenti che piacciono anche a me, allora li sfoglio insieme a voi, ma allo stesso modo di come faccio lo sfogliamo insieme di Anime Cult, poi lo farò anche di Zap, che sta qui dietro, qui
Zap, o anche di altre riviste. Se dovessero uscire altre riviste, io ho visto che ne escono tante altre, soltanto che i soldi sono quelli, eh. Oh, salutiamo Luke, complimenti per la live di ieri. Io un po' me la so persa, un po', mi ha chiamato mia figlia ieri e quindi poi è andata un po' incaciata alla live, me la devo recuperare, ma tanto tra oggi e domani sicuramente me la recupero tutta. Ho visto che c'erano tanti ospiti come sempre, quindi andate Luke 74 Channel, andate a cliccare un bel segui, su Luke 74 Channel, andate a vedere queste ultime live, quindi cliccate sul tab delle live e andate a vedere le ultime 3 live che ha fatto, perché una più bella dell'altra, dedicata ai collezionisti. Ok? Io anche sono un collezionista, ma io sono un collezionista, ce l'ho un nome per quello che mi definisce, però forse me lo voglio riservare se dovessi partecipare ad una live di Luke. Gli dico io che cosa colleziono effettivamente, perché voi mi vedete che a me piacciono i cartoni animati e quindi tutto ciò che riguarda i cartoni animati, retro computing, tutto ciò che riguarda retro computing, e la musica, quindi pieno di cassette, videocassette, DVD, diciamo, diciamo CD audio, quindi la musica riguarda i vinili, qua ecco, guardate qui, questa è una scatola discoteca laziale piena di vinili, qua dentro ne devono arrivare altri di vinili, quindi diciamo colleziono qualcosa e poi vi dirò come mi definisco io, che non so se nessuno l'ha mai detto quel termine, non lo voglio spoilerare, magari se un giorno saluto anche Giusimu, ciao Giusimu, grazie di aver condiviso nel mio canale Amiga Ita, mi sa che hai condiviso la live, io perché qui col computer, ricordo, io ho un computer del 2012, un i5 con 16 GB di RAM che va ancora benissimo, Windows 7 Professional installato sopra. Sì, esatto, mi ha condiviso la live, grandissimo Giusimu, sto vedendo adesso su Telegram, quindi sul canale Cancelletto Amiga Ita di Telegram ha condiviso la live, grazie mille Giusimu89, andate pure, lui anche c'ha, vabbè lui sta su YouTube, però ovviamente da YouTube poi pubblica anche, ho visto tante i short, chiamiamoli così, su Instagram, su IG, quindi poi Giusimu ha diciamo, un gruppo suo su Telegram che c'è tanta gente, lì pubblicano migliaia, 1000, 2000, 5000 messaggi al giorno, quindi è bello pieno, ma non solo pieno, ma anche molto frequentato, molto attivo come gruppo quello di Giusimu, quindi andate, metti anche il link al tuo gruppo Telegram dentro ad Amiga Ita, così condividiamo un po' questi gruppi, poi provvederò pure a rimettere anche il gruppo di Luke, vabbè che per trovare il gruppo di Luke 74 Channel basta che andate sotto un suo video e lì ci sono i link anche a Patreon, perché Luke 74 Channel ha anche Patreon, ovviamente ha Pianeta Commodore su Facebook, che è un altro gruppo dedicato a diciamo le macchine Commodore, anche se poi lì ovviamente si prendono un po' in giro anche le altre retro macchine, diciamo c'è anche il gruppo Facebook di Pianeta Commodore, è bello pieno di post, quindi è attivo come gruppo, cercatelo Pianeta Commodore su Facebook e andate anche lì ad iscrivervi. E poi ovviamente andate, vedete sta passando in alto www.classe74.it, è il mio sito internet principale, poi da quello potete andare su tutti gli altri siti internet per aiutare questo canale a crescere, per quanto la cosa migliore che potreste fare è condividere i video che io pubblico, perché io pubblico pure tutti i video, il mio computer, pensate un po', un i5 del 2012, mentre sto facendo questa live, vedete, sta anche comprimendo un filmato da un'ora di un'altra cassetta che pubblicherò nel primo pomeriggio,
perché ricomincerò, mi sono fermato più di una settimana con la pubblicazione delle compilation, perché anche l'intelligenza artificiale mi aveva suggerito di fermare la pubblicazione di qualunque cosa sul canale, perché magari stavo in shadow ban visto che facevo poche visualizzazioni. Poi ho ricominciato, diciamo, a pubblicare, e oggi nel pomeriggio pubblicherò un video che attualmente diciamo, il programma sta comprimendo, sta generando il file dopo che io l'ho montato, un altro file di una cassetta che ho comprato sempre a Mergellina, un quartiere di Napoli, sempre era negli anni 90 questa, mi ricordo. Poi ci metterò nella descrizione, andate a vedere le descrizioni dei video che pubblico, delle audiocassette, che lì c'è come io l'ho presa, quando l'ho presa, mi ricordo quasi tutto, dove io ho comprato un vinile o una cassetta, ok? Per quanto pure le videocassette, i CD che ho qui dietro di me, poi vedremo, perché io sono anche, ho collezionato anche, datosi ecco che mi piacciono i cartoni animati, io lì ho tanti DVD, tutte le edizioni speciali limitate su DVD ed alcune Blu-ray, ma poche Blu-ray, sono quasi tutti DVD dei classici Disney, quindi quelli al libro di Biancaneve, di Cenerentola, proprio con il libro intorno, tutto, cioè tutte edizioni speciali, ho collezionato un sacco di roba comunque. E vedremo poi se parteciperò ad una live di Luke e vi dirò io che cosa colleziono, perché c'è un termine, secondo me, me lo sono inventato io, ci ho pensato e vi dirò di che cosa colleziono io, ok? Allora, questo è quello che abbiamo sfogliato insieme, ok? Questa è la quarta di copertina. Cosa ci aspetta in futuro? Retro Gamer, il grande libro arcade classici, questo già l'abbiamo sfogliato, il grande libro dei Nintendo, è bellissimo questo dai, a me queste due pagine sono quelle che mi piacciono più di tutte, perché è diciamo a pospori verdi questa immagine, proprio come era il Game Boy originale prima che uscisse il Game Boy Color. Quindi queste riviste sono qualcosa di spettacolare, veramente, costano un sacco di soldi, però è come i vinili, per me un vinile, sì, forse quelli nuovi ci valgono, ma diciamo quelli diciamo, degli anni 80, 90, 70, i prezzi che sono arrivati a costare non ci valgono assolutamente, però ovviamente uno poi li spende i soldi anche per i vinili, per terminare magari una collezione, una discografia. Io sto terminando tante discografie, piano piano, ho discografie complete, una tra tutte è quella dei Queen, per esempio, Freddie Mercury, cioè veramente dei brani uno più bello dell'altro. Un'altra è di Vasco Rossi, ho la discografia completa, mi manca solo un album, poi appena lo trovo lo acquisterò e poi ho tutta la discografia completa di Vasco Rossi, compresi i live che ha fatto, quindi ho tante collezioni, poi io cerco di portarle a termine, adesso mi devo rimettere in paro con Passione Amica, vediamo un po' perché purtroppo i soldi sono sempre meno qua, io ho dovuto acquistare una vettura, ho la Clio Hybrid, quella di quest'anno uscita nel 2026, però perché dovendo dare indietro quella vecchia mi hanno proposto questa nuova, la Full Hybrid, però mi costa 100 euro in più al mese, non sono pochi. Per quanto come consumo stiamo a livello di quella GPL. Poi me la voglio tenere adesso un mese che ce l'ho, aspetto un altro mese e poi vi faccio le mie considerazioni su queste macchine moderne, perché non so se altri diciamo, l'hanno notato, ma queste macchine moderne hanno troppa tecnologia e io ho addirittura paura a guidarle, è vero, sì, ho paura a guidarle perché la esagerata tecnologia presente su queste vetture, la mia c'ha il sistema di autoguida di secondo livello, quindi in teoria sull'autostrada tu puoi tenere solo le mani sul volante, la macchina va da sola, rallenta se quella davanti rallenta, accelera se quella davanti accelera e rispetta tutti i limiti di velocità. Però per dirne una, poi chiudiamo la live. Quando qui a Roma, per esempio, è un disastro con i limiti di velocità, perché qui si passa da 90, poi c'è sta 70, 30.
E allora io se la metto in automatico che lei rallenta in base ai cartelli, e quella mi inchioda a un certo punto per rallentare e per rispettare i 30 passati, che ne so, da 70 a 30. Poi sto 30 rimane chissà per quanto tempo, perché non c'è un fine del limite a 30. Quindi lei continua ad andare a 30 all'ora con tutti dietro che te suonano, non va bene. Cioè, quindi non la puoi lasciare totalmente in automatico questa macchina. Ok? È così pure in autostrada. In autostrada ci sono, quando ci sono i lavori in corso, tu passi da 130, 110, 70, 50, e quella ti inchioda proprio così, te rallenta, cioè c'è qualcosa che non va. Comunque la vedremo poi, magari in un'altra live tra qualche tempo, quando avrò avuto modo di guidarla. Per adesso ci ho fatto 1200 km. Quando ne avrò fatti altri 1200, vedremo un po' se posso tirare un po' di somme e fare una breve live dedicata proprio a questa Clio Full Hybrid 2026. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, di aver sfogliato insieme a me questo Anime Cult numero 31 di marzo 2026, e vi do appuntamento alla prossima live. Grazie come sempre a tutti e buon proseguimento di giornata. Sono le ore 12:55 di questo 18 marzo 2026. Grazie a tutti di nuovo, vi lascio, se la trovo, con la sigletta finale di Reni Tunes. Reni Tunes. Eccolo qua. Grazie a tutti e a presto. Un saluto, buon proseguimento di giornata e buon pranzo chi va a mangiare. Ciao!